Il presidente Stefani fin dall'inizio del suo mandato ha detto che se c'erano buone proposte le avrebbe accolte, in questo caso una iniziativa per mettere assieme studenti ed anziani, condiviso anche dal presidente del gruppo dell'opposizione Manildo, quindi hanno firmato un emendamento assieme sulle buone iniziative e penso che con la collaborazione ci deve essere. Quell'emendamento a doppia firma Alberto Stefani Giovanni Manildo, ribattezzato prontamente Stefanildo, è la nuova parola, la più usata in questi giorni di approvazione della manovra di bilancio in Consiglio regionale e inizia forse a vivere al di là del caso specifico come simbolo di un possibile dialogo tra maggioranza e opposizione che vada oltre il muro contro muro delle precedenti legislature. Su alcuni temi strategici come la valorizzazione dei giovani, la riforma delle IPAB, la sanità territoriale, ritengo doveroso che ci sia una convergenza politica e su questi temi riusciamo a fare riforme strutturali. Di questo c'è bisogno e questo faremo e sinceramente se maggioranza e opposizione riescono a dialogare per il bene del territorio penso sia solo qualcosa di positivo di cui sinceramente sono felice. Io penso che temi fondanti, temi fondamentali richiedano uno sforzo comune per trovare le soluzioni migliori, ognuno partendo dalle proprie idealità e dalla propria identità e questo come nuovo corso, questa nuova centralità del Consiglio regionale mi piace molto. Se Stefanildo, l'acronimo, sta per dire il Consiglio regionale su temi fondamentali torna al centro, mi piace. Il clima è talmente cambiato che si apre anche Riccardo Szumski, autore alle ultime regionali di un ragguardevole exploit elettorale con Resistere Veneto, proprio presentandosi al di fuori dei due poli. Noi ci siamo astenuti ieri, guardate che nessuno ha colto la novità, ma non nel merito, lo ribadisco, perché c'è l'apertura a una nostra proposta fatta in aula il giorno precedente di una costituente per l'autogoverno. Cogliamo questa novità che nessuno aveva mai messo in essere così concretamente con una dichiarazione ufficiale e Stefani l'ha raccolta. Io attendo altri sviluppi, ma su questo piano ci siamo. Poco distante incontriamo due consiglieri politicamente agli antipodi, Flavio Baldane del Movimento 5 Stelle, Stefano Valdegamberi, eletto in quota Lega e ora dato verso Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Credo che un'amministrazione seria, sia da parte dell'opposizione che della maggioranza, lavora per il bene del Veneto e cerca una condivisione degli obiettivi, quindi non c'è nessun imbarazzo. Era una bella proposta quella di Manildo. Sono proposte di buon senso, non vedo cosa ci sia, difatti tante volte fare un'opposizione sulle barricate, sulle cose di buon senso, significa non fare il bene del Veneto. Abbiamo trovato un accordo fra virgolette fra maggioranza e opposizione, in questo momento non era possibile far molto di più nel bene dei cittadini, insomma ecco questo è stato l'obiettivo principale. Poi il vero bilancio, le vere discussioni, le risorse che servono, bisognerà ragionare su questo, sarà fatto da settembre-ottobre quando entreremo nel bilancio del 2027.